Situazione meteorologica. Dopo una breve pausa nella prima parte della giornata, un nuovo sistema frontale perturbato porterà piogge diffuse sull'Italia, in particolare sulle regioni tirreniche, a partire già da questa sera. Nel corso del pomeriggio di oggi, graduale aumento della copertura nuvolosa con possibilità di isolati rovesci tra Tigullio e Spezzino, cieli molto nuvolosi altrove, infine in tarda serata le prime piogge su centro-ponente, localmente intense sui versanti costieri, nevicate sulle Alpi Liguri oltre i 1500 metri. Venti deboli a tratti moderati dai quadranti settentrionali al mattino in rotazione a quelli meridionali nel pomeriggio. Mare generalmente mosso, moto ondose in aumento fino a molto mosso in serata. Temperature massime in aumento, stazionaria ponente ovunque non oltre i 13 gradi. Per domani, venerdì 6 febbraio, i previsori della Limete si attendono tempo perturbato, con piogge diffuse a tratti anche intense e nevi sulle Alpi Liguri in mattinata. Ma già dal pomeriggio si assisterà ad un miglioramento, con ampie schiarite su tutta la Liguria entro la sera. Venti a carattere di burrasca dai quadranti settentrionali nella notte, raffiche localmente sui 75 km/h nel Savonese. Mareggiate in mattinata, in particolare sul Levante, poi lieve scaduta del moto ondoso nel corso della giornata fino a mare molto mosso. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.